Lei è tornato a dormire questo fine settimana? Dopo 50 anni giusti. Ecco, che cosa ha provato? È solo uno degli oltre 700 alpini che sono tornati a dormire nella loro caserma. E per ognuno di loro il primo impatto sono state le lacrime di commozione, a dimostrare quanto grande ma anche quanto sensibile sia il cuore alpino. Chiusa totalmente da 3 anni ma parzialmente dismessa da tempo, la riapertura della Cantore è già passata alla storia come l'emozione più forte della Triveneta 2019. Perché, come ammette il nonno caporale innocente da Ciano del Montello, essere tornati qui significa aver ritrovato anche chi è andato avanti. Ma è vero che quando si dorme qua si sembra di risentire le voci dei compagni? Beh no, le voci dei compagni, ma sono insomma più o meno. E se le lacrime scendono per i compagni, si tingono di un sorriso quando si ricordano gli altri, quelli a 4 zampe. E i muli? Quando avete tirato sulla mula? Ma i muli adesso che non ci sono più, neanche ti passano per la testa perché è fatica a ricordare da tanti che ce n'erano. Mi sono emozionato, miei figli, ho fatto vedere, qua era la mia branda, questo era... No, è emozione veramente. Pennellate di una caserma riaperta e subito presa d'assalto. Piazzali pieni, con gente giunta apposta solo per rivivere un pezzetto di giovinezza, al punto che molti hanno chiesto ferie pur di rimanere a dormire ancora una notte nella loro camerata. Per qualcuno sarà un'inutile nostalgia per un passato guerrafondaio, ma per chi l'ha vissuto in grigio-verde è l'antica prova del fuoco dove il bambino diventa adulto. E in fondo sta qui l'emozione di queste penne nere e delle loro famiglie, che non vedono il rudere, ma un pezzo della loro vita vissuta ieri come oggi in gruppo. Quell'emozione che fa stare centinaia di persone dentro un ex magazzino militare arroventato dal sole, per consumare insieme il rancio, ma soprattutto per cantare, anche qui tra le lacrime, l'inno della loro terra.